Ciao a tutti, sono Alessia, ho 19 anni e sono una delle top freedom girl del Veneto. Abito ad Agugliaro, che è un piccolo paesino nella provincia di Vicenza, e da poco ho terminato la quinta del liceo delle scienze umane. Successivamente mi piacerebbe andare a studiare moda e recitazione, che sono due delle mie più grandi passioni. Infatti nel tempo libero mi piace sfilare, partecipare a concorsi di moda e posare, quindi fare shooting fotografici. Mi ritengo una persona molto solare, testarda e molto determinata. Ciao! Buonasera a tutti, mi chiamo Claudia, ho 22 anni e vivo in un piccolo paesino in provincia di Vicenza. Sono stata scelta come ragazza finalista per il concorso Top Freedom Girl. Nella vita lavoro come impiegata amministrativa in azienda. Mi reputo una ragazza spontanea, sempre positiva, amante degli animali e una ragazza sempre disponibile per gli altri. Nel tempo libero mi piace sperimentare acconciature, rimanere in forma praticando la palestra e fare shooting fotografici. Il mio sogno nel cassetto sarebbe di intraprendere un percorso che mi faccia realizzare nel mondo della moda come modella e fotomodella e allo stesso tempo mi piacerebbe diventare una hairstylist professionista. Questa sono io per Top Freedom Girl, un bacio a tutti! Ciao a tutti, sono Greta, sono una delle finaliste di Top Freedom Girl Veneto 2020. Come mi ritengo? Mi ritengo una persona molto sorridente, molto socievole, altruista, dolce, ma allo stesso tempo molto sensibile. Una delle mie più grandi passioni è l'equitazione. Mi piace moltissimo anche ascoltarmi la musica per rilassarmi, ma anche cantarla come sfogo personale. Un'altra mia più grande passione riguarda il mondo della moda. Mi piace moltissimo fare shooting, foto e servizi fotografici. Mi piace molto anche come mondo perché si conoscono sempre persone nuove e conoscere persone nuove significa imparare nuove esperienze, imparare nuove cose e ascoltare sempre vari punti di vista. E mi piace moltissimo anche stare a contatto con le persone. Quindi ecco, questo sono io per Top Freedom Girl Veneto 2020. Ciao! Ciao a tutti, mi chiamo Regina Pulsato, ho 24 anni ed abito ad Albignasego in provincia di Padova. Sono stata scelta come finalista di Miss Top Freedom Girl. Nella vita lavoro in banca e ho conseguito 2 lauree, una in economia e commercio e una in economia e finanza. Sono una persona solare, determinata e mi prefigo sempre di nuovi obiettivi da raggiungere. Nel tempo libero mi piace passeggiare con il fidanzato. Un bacio a tutti! Ciao a tutti, sono Elisa, sono di Padova, sono stata selezionata da Top Freedom Girl per la provincia di Padova. Attualmente lavoro come responsabile di sala in un noto hotel di Padova. Nel mio tempo libero pratico sport, mi piace molto allenarmi, pratico fitness da qualche tempo, infatti mi piacerebbe molto in un futuro lavorare come modella fitness. Mi piace la vita sana, mi piacerebbe poi lavorare anche come nutrizionista e dare dei consigli a livello di fitness e di nutrizione. Poi penso che la fotografia sia un'arte che cerca di esaltare la bellezza e il proprio corpo. Per questo infatti mi piace molto posare e fare shooting. Un abbraccio e un grande bacio a tutti quanti! Salve a tutti, io mi chiamo Carlotta, ho 18 anni e vengo dalla provincia di Padova. Attualmente nella vita sono una studentessa di servizi commerciali, ma nel mio futuro mi piacerebbe molto diventare un'insegnante d'asilo oppure lavorare nel marketing, quindi sullo studio del mercato, e inoltre professionalizzarmi come modella o fotomodella. Nel mio tempo libero coltivo la mia passione per il nail art perché oltre ad affascinarmi il mondo della moda sono attratta anche dal mondo della creatività. Ciao a tutti, mi chiamo Gesù Tolano, ho 15 anni, vivo a Mira in provincia di Venezia, studio accoglienza turistica nell'Istituto Alberghiero e sono una delle modelle del concorso Top Freedom Girl Veneto. Sono una delle 3 ragazze scelte di Venezia e nella vita amo molto sfilare, posare e mettermi in gioco. Sono una ragazza molto solare e socievole. Amo molto gli animali, soprattutto quando ne hanno bisogno, e mi piace prendermene cura e cercare di dargli una vita e un futuro migliore. Io spero che questo virus finisca presto, così da poter tornare alla normalità e vivere a piene emozioni questo concorso. E io vi mando un bacio e ciao! Ciao!
Salve a tutti, sono Alessia, ho 21 anni e vengo da Venezia. Sono una ragazza molto dolce, solare, infatti mi piace ridere e scherzare un po' con tutti e sono una ragazza anche molto sportiva. Infatti nella vita ho praticato molti sport. Il mio sport attuale è la palestra. Mi sono diplomata in accoglienza turistica e ora lavoro come hostess nelle fiere e nei centri commerciali. La mia più grande passione è la moda. Adoro fare sfilate di moda, stare in passerella, mi fa sentire me stessa e mi piace molto anche fare shooting fotografici. Il mio sogno nel cassetto è quello di poter lavorare con dei brand famosi e di avere successo nel mondo della moda. Vi saluto e un bacio a tutti. Ciao a tutti, sono Giada Sorrenti, sono una ragazza di 19 anni, abito a Mira in provincia di Venezia, frequento il primo anno di diritti umani all'Università di Padova, sono una ragazza intraprendente e molto solare. Nonostante la mia giovane età mi sono riscoperta una persona con una grande forza d'animo e amo la moda, che è la mia più grande passione, tutto ciò che la circonda, e anche per questo mi piace molto sfilare e non vedo l'ora di mettermi in gioco con questo concorso. Un bacio, ciao a tutti! Ciao a tutti, io sono Martina e sono una delle top Freedom Girl del Veneto. Mi ritengo una persona modesta, determinata e un po' timida. Mi piace sfilare, infatti uno dei miei più grandi sogni è quello di poter sfilare per alcuni grandi brand di moda. Nella vita frequento una scuola professionale di acconciatura, infatti un giorno vorrei aprire il mio salone. Un bacio, ciao a tutti! Ciao, sono Greta, sono scelta tra le ragazze di Freedom Girl, sono una ragazza solare, intraprendente e altruista. Mi piace stare insieme alla gente ed aiutarla, infatti nel mio tempo libero mi piace partecipare a sfilate, concorsi e anche uscire con gli amici. Ciao a tutti, io sono Sara Merlo, ho 19 anni e vengo da San Polo di Piave in provincia di Treviso. Mi definisco una ragazza allegra, un po' timida e gentile. Sono una studentessa e mi piacerebbe continuare i miei studi per diventare maestra dell'asilo, perché mi piacciono molto i bambini. Oltre a questo ho anche altre passioni che sono la moda, infatti mi piace molto sfilare e fare shooting, e anche la musica. Infatti sono una cantante e mi esibisco spesso con mio papà che suona la chitarra. E a giugno dell'anno scorso è uscita la mia prima canzone, il mio primo inedito, che si chiama Inutile e potete trovarlo in tutte le piattaforme digitali. Questa sono io per Top Freedom Girl. Ciao, mi chiamo Giulia Di Seppe, ho 19 anni e vengo da Sedico in provincia di Belluno. Ho frequentato il liceo delle scienze umane e quest'anno ho intenzione di iniziare la facoltà di scienze della comunicazione. Sono una ragazza solare e positiva. Mi piace sempre mettermi in gioco e adoro sempre le novità. Nella vita mi piace tenermi sempre occupata e sperimentare cose nuove in continuazione. Il mio sogno è quello di arricchire sempre il mio bagaglio culturale, che secondo me è una cosa fondamentale in questa società, e sfondare nel campo della moda e della fotografia. Ciao a tutti, sono Valentina Fare, ho 22 anni e provengo da Cenzeniga Gordino, un piccolo paesino situato in provincia di Belluno. La mia passione più grande è la danza, fin da quando ero piccola, e la pratico da oltre 12 anni. Da poco, 2-3 anni circa, sono anche diventata insegnante e sono molto contenta del mio percorso fino adesso. Un'altra passione è la moda. Amo vestirmi diversa ogni giorno, amo fare nuovi abbinamenti fra tessuti, accessori, acconciature, e partecipo anche a dei concorsi e sfilate nel tempo libero. Un'altra passione, ma non meno importante, sono le automobili. Fin da quando ero bambina io non giocavo con le Barbie, giocavo con le macchinine e ora gioco sia con le Barbie, tra virgolette, che con le automobili, appunto perché mi piace sia il mondo della moda e della bellezza che il mondo delle automobili. E nella vita vorrei diventare presentatrice o
comunque organizzatrice di eventi, di sfilate, di concorsi e di tutto quello che riguarda il mondo della moda, e spero che un giorno si realizzi questo sogno.